buongiorno da Marmite Trek. Oggi siamo in quel della diga di Ridracoli, in solitaria, quindi sono le 8, come potete vedere c'è già qualche macchinina in giro. La biglietteria di Ridracoli è chiusa, quindi oggi sarà chiusa o perlomeno aprirà un pochino più tardi. I cancelli sono chiusi, quindi con l'auto non si può proseguire fino su, però a piedi c'è questo piccolo sentiero che si può passare. Come si può vedere l'acqua è bella alta, perché oggi è il primo giorno che la diga è arrivata al suo livello massimo, quindi andiamo a vedere questo spettacolo. Come si può vedere, di acqua ce n'è assai. Oggi facciamo la direttissima, quindi facendo la strada asfaltata per arrivare prima, visto che sono le 8, è già un pochettino tardi, però giusto per arrivare prima a vedere questo spettacolo. Ho sbagliato ieri sera intorno alle 10, quindi andiamo a vedere questo bellissimo spettacolo. Il risveglio della natura, bellissimo, non c'è musica migliore. Il parcheggio è là dove abbiamo lasciato l'auto, quindi in poco ci si alza di quota subito. È una strada, come dicevo, diretta, quindi va subito un po' in alto. Ho il fiatone perché sto quasi correndo per arrivare a vedere questo scenario. Dovremmo essere ultima curva o comunque chicane, imbocchiamo la galleria che ci porta in un altro pianeta. Ecco la galleria. Per poi arrivare allo spettacolo. Si sente già la potenza dell'invaso. Si sente già il rumore. Secondo me è da wow. Si vede già il livello della diga. Era anche un forte vento, quindi non so quanto mi sentite con l'audio. Eccoci qua. Sa che ci bagneremo un po'. Ah, qua, eccola qua. 70 metri di cascata.
spettacolo. Questa è l'acqua che arriva nei nostri rubinetti di casa. Una cascata, sa che siano 70 metri circa, per poi arrivare nell'invaso di protezione che a sua volta lo scarica poi piano piano in un letto del fiume. Ora andiamo a attraversare dove c'è appunto il muro di contenimento della diga. Ci andiamo proprio sopra per vedere l'effetto che fa. Questa è l'immensità dell'acqua che c'è. C'è un vento, come potete vedere nelle bandiere, non forte, di più qui siamo immerso completamente alla diga e c'è una potenza indescrivibile. Non so neanche se mi sentite con l'audio. Qui la vediamo proprio alla prova, questa action cam Osmo 3 DJI. Qui ti metti alla prova con i 3 microfoni in dotazione, perché qui di vento ce n'è tanto. Anche sicuramente, ecco, qui siamo passati in un punto più di calma perché abbiamo questa parte che ci protegge e quindi si sta molto bene. Il vento è sempre forte, ma qui mi dovreste sentire veramente bene. Però là l'abbiamo messa alla prova. Non si percepisce la potenza che può avere l'acqua. È una roba bellissima. Questo invece è il lago e poi sbaglia, come abbiamo visto adesso, questa bellissima cascata. Andiamo a fare qualche foto dal di qua. Sfortunatamente oggi il sole non ci bacia, quindi le foto non sono un granché. Una volta passato il ponte della diga c'è poi il passaggio per andare a rifugio Cadisopra, questo piccolo pezzo di galleria, e poi si va a rifugio Cadisopra, che c'è anche un bel punto panoramico della diga. Adesso andiamo in un altro punto a fare 2 foto. Bel caffettino alla diga. Peccato il tempo, perché oggi era, essendoci nessuno praticamente, era uno spettacolo. Oggi il tempo purtroppo è questo qui, quindi non ce la godiamo per quello che è, però è stato un bel giretto per vedere questa fantastica diga in azione. Sembra novembre, adesso in realtà siamo a metà marzo e ci dovrebbe essere il risveglio quasi della natura, quindi i colori dei fiori, e invece sembra di essere a novembre. Un nebbione che fa paura, però è bello sempre lo stesso. Massima capacità di Ridracoli, siamo in piena. Dal di qui, dove c'è il suo livello massimo, passa e andando, wow, un salto sicuramente di oltre 60 metri, bellissimo.
Adesso che andiamo via arriva il sole, il top. Adesso c'è proprio sole pieno, sole pieno. Non poteva arrivare prima, no?